Claudio. Grazie. Allora, secondo blocco, nuovamente i componenti della commissione. Presidente, lei deve rimanere qui con noi. Dunque, Umberto Sicchero, Alessandro Visentin, Roberto Palesa, Renato Bortotta, i componenti della commissione. Allora, iniziamo subito a chiamare il Venezia Rugby Academy, rappresentata da Claudio Torresan, con i suoi atleti ovviamente. Per l'Unione Sportiva Albisiana, per il basket, il presidente Gianni D'Este, che ormai in questi ultimi giorni sta collezionando riconoscimenti, proprio una vita dedicata allo sport dallo scorso secolo. Era il 1971 quando nasceva l'Unione Sportiva Albisiana. Per il canottaggio, la Reale Società Canottieri Bucintoro 1883 ultracentenaria, con la sua presidente Lucia Diglio e ancora una volta Daniele Scarpa. Ovviamente anche gli atleti, perché questo, dicevo, è il momento, è il loro momento, dei ragazzi, dei bambini, di chi ha voglia di fare sport, grazie a chi lo pratica, a chi lo insegna. Abbiamo anche imminente una gara di atletica, è un cross, una classica, premio provinciale Pidal. Invito il presidente Stefano Bettio con i Venezia Runners Atletica Murano. E per concludere abbiamo la SD Laguna Venezia 2011 Calcio con il suo presidente Stefano Luca Castagna, come volete chiamarlo, perché ormai anche lui doppi nomi, però alla fine anche lui sta facendo molto per il calcio, come d'altro canto abbiamo anche qui dei rappresentanti, abbiamo il Nettuno, abbiamo Mattia Collauto, abbiamo insomma il calcio la fa da padrone a Venezia, e speriamo veramente di poter dare un segno tangibile e aiutare il Venezia, l'FBC Unione, grazie anche al presidente del Nettuno Flavio Rossetto. Allora, il presidente, mi scusi, lei faccia il consigliere e non si intrometta, per cortesia. Abbiamo una scaletta, l'abbiamo... Daniele, come stai? Tutto bene? Hai già parlato? Cosa c'entri tu con la signora? Beh, ci corteggiamo da un po' di tempo, sportivamente parlando, nel senso, è la mia presidente, io faccio parte del consiglio direttivo, sono il direttore sportivo di questa squadra, abbiamo alcuni ragazzi, una ventina oggi purtroppo. E poi abbiamo le bellissime ragazze rosa, le donne rosa, sono la prima e unica squadra qui a Venezia delle donne operate di tumore al seno che fanno sport. Presidente, due parole per le... Beh, la Canottieri Bucintoro, che quest'anno compie 130 anni, sviluppa lo sport giovanile, come potete vedere, quindi andiamo avanti con la tradizione, ma sviluppa anche uno sport di solidarietà, che è appunto quello delle signore, noi le chiamiamo le donne rosa, e sono donne che dopo aver affrontato la malattia si sono rimessi in gioco, hanno preso la pagaia e 2 volte alla settimana solcano la laguna. Dunque un applauso alle leonesse. Grazie, consegniamo le targhe. Però per consegnare le targhe vogliamo un testimonial d'eccezione e vorrei invitare sul palco Giampaolo Montavoci, campione mondiale di motonautica. Un applauso al nostro campione, un onore per noi averlo qui. Ciao Giampaolo, grazie, se vuoi essere il nostro testimonial per questo ai vostri azzurri. Consegniamo le targhe. Stefano Bettio e Luca Castagna, volevo solo ricordare che il 2 di dicembre a Murano c'è una kermesse in concomitanza con la cross di atletica, dove l'impianto di Murano sarà aperto e sarà una giornata di beneficenza dove ci saranno gli operatori della Onlus Maniverso che stanno operando in Sierra Leone, e invitiamo tutti quanti a venirci a trovare. Se avete delle scarpe da calcio, degli indumenti dismessi, venite lì a portare a questa manifestazione, perché poi andranno a questi ragazzi che hanno tanta voglia di riscattarsi, che sono nella Sierra Leone con il gioco del calcio. E pensate che questi ragazzi giocano al calcio
anche con una gamba sola, sono ragazzi amputati, per cui io farei un applauso per questa associazione umanitaria e per questa kermesse che grazie al pool di gestione degli impianti sportivi di Murano la sta realizzando. Ecco le targhe. Giampaolo Montavoci, ti diamo una targa, una alla volta, per consegnarla alla Venezia Rugby. Claudio Torresan, eccolo qui, magari se veniamo anche per le foto davanti. Poi il presidente Gianni D'Este, lo chiamiamo all'appello ancora un'altra volta, prima a Mestre, poi a Venezia, insomma lei è proprio international, questa Alvisiana sta facendo furori. Consegniamo la targa, Giampaolo Montavoci premia il presidente Gianni D'Este dell'Unione Sportiva Alvisiana. Per la Bucintoro la presidente Lucia Diglio, il responsabile tecnico Daniele Scarpa e Leonesse in rosa. Ecco la targa da consegnare, la ritira la presidente Lucia Diglio, Reale Società Canottieri Bucintoro. Io inviterei Stefano Bettio e Luca Castagna entrambi qui perché facciamo una consegna unica. Allora, per la SD Venezia Runners Atletica Murano, Stefano Bettio, ecco la targa, questa da porre visto che avete sottoscritto le nostre dichiarazioni, la carta di diritti ragazzo nello sport. E per AS... Eccolo qua, batteria scarica, 2011 per il presidente Luca Castagna. Grazie a tutti per la vostra partecipazione, per quello che state facendo per divulgare i principi panatletici del Panathlon International. Grazie a Montavoci e a Giampaolo e ci vediamo con la prossima tornata, il prossimo appuntamento. Prendete posto, dica. Ecco, sì, abbiamo ovviamente, lasciamo andare perché ci vuole un po' di tempo, e un riconoscimento a Giampaolo Montavoci. Ecco una conchiglia, un vaso che ci è stato offerto dalla Ialos Murano e che è rappresentata da Omar Ferro. C'è? Omar Ferro, che tra l'altro devo dire è stato anche un bravo cestista, oltre che un bravo imprenditore, a volte un po' discolo perché l'ho allenato e non per altro, per cui lo ricordo sempre mi fa sempre piacere ricordarlo. Benissimo Luca, io vi lascio, spero di rivedervi tra un po', andiamo sempre di corsa, grazie. Grazie Claudio, noi adesso ci portiamo verso un altro momento molto importante di questa cerimonia di premiazione, ma anche importante per la storia del Panathlon Club Venezia. Quello che stiamo per presentarvi è il premio Studente Atleta, un premio che è nato nel 1956, che ha avuto una piccola pausa e che quest'anno è arrivato alla sua 40ª edizione. Verranno consegnate borse di studio a quegli atleti che hanno ottenuto importanti risultati in ambito sportivo, ma contemporaneamente anche sotto il profilo scolastico. Un premio che da molti anni è sostenuto dalla Cassa di Risparmio di Venezia ed è organizzato anche con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Provinciale. Intanto invito qui sul palco l'assessore provinciale allo sport Raffaele Speranzon. Invitiamo anche Alessandro Vanin della Cassa di Risparmio di Venezia, in rappresentanza della Cassa di Risparmio. Non ho visto il dottor Martino dell'Ufficio Scolastico Provinciale, se c'è, perché da qui voi non sapete, ma noi la Patella la vediamo molto, molto disturbata, nel senso che i riflettori puntati sugli occhi. Non lo vedo, allora possiamo procedere. Ecco, quella che mi farebbe piacere è, noi abbiamo invitato, anche perché erano sterminati, nel senso che pensate un premio che nasce nel 1956 ha tantissimi vincitori ogni anno. Ebbene, se ci sono in sala, perché alcuni sono stati invitati, altri so che volevano venire con piacere, coloro che hanno vinto le borse di studio vincitori del premio Studente Atleta in questi 40 anni. Ci sono? Silenzio tombale. Nessuno che alza le braccia. Lì? Elisa? Giusto? No. Chi c'è? Chi c'è che ha vinto lì dietro? Ne abbiamo due Luca. Allora, dai, forza su, grazie. Eccola, bravi, dai, forza, avanti. Ecco, in due si fanno coraggio, Luca. Oh. Eccoli. No, ci fa piacere che ritornino appunto gli amici che hanno vinto già. Ah, quindi vedi che subito il nostro
Allora, devo dire che anche la commissione per il premio studente atleta è composta da Giuseppe Zambon, che è vicepresidente e tesoriere del Panathlon, da Salvatore Seno, che invito sul palco, e da Maurizio Monego, anche, che fa parte di questa commissione. Allora, tu ce l'ha già detto Beppi, naturalmente poi ritornerai su ancora per il premio di quest'anno. Sì. Tu sei invece? Anch'io dovrei tornare su. Ah, torni su dopo? Ah, perfetto. Allora sono i nostri vincitori, anche, cioè i selezionati anche di quest'anno. E allora no, tornate giù, grazie, e poi vi richiamo su quando è il momento. Grazie, pensavo fossero delle altre precedenti edizioni che hanno vinto il premio. Non ne vedo in sala e quindi continuiamo. Allora, Luca, cominciamo. è il momento di leggere quali sono i selezionati. Allora andiamo con i selezionati. Scusate che devo girare il foglio. E allora, per le scuole medie inferiori femminili, e li vedrete anche in grafica, disciplina canoa, Emma Bastianini, Canottieri Querini Venezia, Istituto Comprensivo San Girolamo, Media Sansovino. E poi Alessandra Boccardo, pallacanestro, Umana Reyer Venezia, Istituto Comprensivo Trentin, Media Fratelli Cervi Mestre. E ancora per la pallacanestro Emma Coffau, Umana Reyer Venezia, Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Scuola Media Pisani del Lido. Adesso noi passiamo ai selezionati. Consegniamo allora subito ai nostri atleti i premi, i riconoscimenti, che sono la felpa del Casinò di Venezia, la Cassa di Risparmio di Venezia, il libro dei 60 anni del Panathlon Club. Ecco qua, grazie alla nostra splendida. Facciamo un applauso alla nostra splendida Chiara. Alla fine della serata avrà fatto una quarantina di chilometri avanti e indietro per ritirare i premi dietro le quinte. Grazie al nostro rappresentante della Cassa di Risparmio. So che il presidente Giovanni Sammartini, ci teneva tantissimo a essere presente, perché ogni anno, pensate, arriva e viene anche all'isola di San Servo a guardarsi le Panatliadi, e quest'anno invece, oggi purtroppo, impegni ufficiali, istituzionali, lavorativi con i vertici di Banca Intesa, se non sbaglio, che sono proprio qui a Venezia in queste ore. Abbiamo dato i premi ai nostri tre, e allora restate ancora qua, perché Stefania, presentiamo anche i maschietti della stessa classe. I maschi delle scuole medie inferiori. Abbiamo tra i selezionati Elia Freguia per la disciplina pallacanestro della Pallacanestro Treviso, Istituto Comprensivo Dante Alighieri Venezia. Poi c'è Stefano Patron per la disciplina ginnastica della Spes Mestre dell'Istituto Comprensivo Silvio Trentin, sempre di Mestre, e Alvise Tommaselli per la disciplina judo del Judo Mestre 2001 del Liceo Classico Foscarini Venezia. Ecco, anche a loro, quindi appena avranno applauso raggiunto anche a tutti... loro, benissimo. Ecco, Presidente, se si sposta, Piero, se leggermente scivola di qua. Emma, grazie. Ecco, così lasciamo spazio anche ai nostri tre, un cestista, un atleta della ginnastica e un altro del judo, anche per loro i premi. Assessore Speranzon, tocca a lei questa volta consegnare. Chiara, grazie. Ecco qua, nel kit già c'è tutto dentro alla borsa della Cassa di Risparmio, per cui questa felpa, il libro del sessantennale, un complimenti per i nostri atleti. Allora, la formula qual è? Adesso abbiamo questi 12 selezionati. Tra poco, sempre nel corso di questa nostra serata, scopriremo i vincitori, vale a dire che tra loro tre c'è la vincitrice della borsa di studio delle scuole medie inferiori. Tra i tre maschietti c'è il vincitore della borsa di studio per la categoria delle scuole medie inferiori. E allora noi vi chiediamo gentilmente di spostarvi un po' più in qua, grazie, da questa parte, in modo tale che adesso passiamo invece alla categoria dei tre selezionati per le scuole medie superiori femminili, e cominciamo ancora pallacanestro. Davvero quest'anno il basket la fa alla grande, con Giulia Scaramuzza, Umana Reyer Venezia, Liceo Scientifico Benedetti Venezia. Ludovica Scarpa, disciplina vela, Lega Navale Italiana, Liceo Classico Foscarini.
e Valentina Tomaselli, disciplina judo mestre 2001 Liceo Classico Foscarini. Eccola qua, adesso le facciamo un altro applauso, già solcato il palco prima. Assessore, ancora a lei l'onore. Chiara, grazie. Consegniamo intanto alle 3 atlete della categoria scuole medie e superiori femminili. Anche in questo caso una di loro 3 poi vincerà la borsa di studio. Alle altre il piacere e l'onore di essere entrate nella rosa delle prime 12. Sono state tantissime anche quest'anno le domande che sono pervenute. Dopo daremo anche indicazione di quella che è la scuola che vince la cosiddetta borsa di studio, il premio per aver dato il maggior numero di domande al concorso. Stefania? Sì, ci sono 3 selezionati anche per quanto riguarda le scuole medie e superiori nella categoria maschile e sono Ali Afijal per la disciplina cricket del Venezia Cricket Marghera, Istituto Luzzatti Mestre. Ecco, diamo il benvenuto anche ad Ali. Poi chiamiamo sul palco Yuri Fasan per disciplina canoa della Canottieri Querini Venezia e dell'Istituto Comprensivo Corner. E infine Eugenio Pedron, il terzo selezionato, disciplina judo del CUS Venezia, Liceo Classico Foscarini Venezia, che abbiamo già visto prima e anche lui ritorna sul palco per ricevere intanto le felpe e poi per sperare di essere il vincitore della borsa di studio nella sua categoria. Dottor Vanin, allora lei ancora la consegna, prego, la nostra Chiara, grazie. Li abbiamo tutti e 12 qui sul palco adesso. Adesso sono tutti e 12, allora a questo punto noi chiediamo una bella foto di gruppo, se vi portate tutti e 12 qui davanti, i nostri fotografi, ricordo il media partner ufficiale, il Gazzettino, per la foto, prego anche voi, grazie Salvatore. L'assessore, ecco, se riusciamo a stringere un po', ragazzi, scusate se, ecco qua, magari quelli che sono più alti, quelli che giocano a basket dietro, quelli che fanno il patinaggio come me, piccoli davanti. Ci siamo? Allora, sono i 12 migliori del Comune di Venezia, perché riguarda Comune di Venezia, Comune del Cavallino Treporti, tutto il comune, i nostri migliori atleti studenti che hanno presentato le domande, i 12 migliori. Un applauso! Potete tornare giù, però sappiamo, ecco c'è un nostro amico che, prego, voi scendete, il nostro amico della ginnastica, eccolo qua, resta qua. Stefano Patron. È talmente bravo, gentile, istruito bene, ecco se ti giri da questa parte, che in segno di grande storia, una mitica società centenaria qual è la SPES Mestre, vuole ancora prima di ricevere il premio consegnare lui un premio in rappresentanza di questa splendida società. So che c'è il presidente, l'ho visto lì sotto, che controlla la situazione, se ti comporti bene. Gagliardetto storico, pensate, anno di fondazione 1903, è il libro storico del centenario della SPES Mestre. Grazie. Allora, assessore, ha visto quanto sport, quanta gente, lei vabbè il Panathlon ormai è di casa, anche lei entro fine anno diventa socio, ormai l'ha promesso, quindi... No, questo non lo so, ma c'è una quota da pagare. Chiaro, C'è il tesoriere qua, Eccolo, tesoriere, prenda nota. Una domanda all'assessore. No, io voglio innanzitutto ringraziare tutti i presenti che dopo un'ora e mezza quasi di festa hanno deciso di rimanere aspettando che... Assessore, abbiamo chiuso le porte. No, ma voglio dirlo perché giustamente qui c'è scritto dove c'è Panathlon c'è fair play. Non sempre dove c'è sport, soprattutto a livello professionistico, c'è fair play. E questa sera davvero si respira il fair play. Tutti vengono premiati, vengono ascoltati e aspettano anche che venga il turno di quelli che sono in scaletta, non all'ultimo posto perché magari per ragioni necessariamente qualcuno deve essere premiato per ultimo. Poi vorrei dire anche un'altra cosa, visto che sono stati premiati i ragazzi, verrà dopo premiato un vincitore assoluto, una vincitrice assoluta, però questi ragazzi che abbiamo premiato adesso dimostrano quanto lo sport possa essere utile anche nella formazione scolastica. Spesso e volentieri i genitori, quando il proprio figlio pratica lo sport, temono che
la pratica dello sport allontana dagli studi, allontani il ragazzo dagli studi, gli porti dei danni dal punto di vista della media scolastica, dei voti e quant'altro. E spesso e volentieri, devo dire, anche i dirigenti scolastici e i professori, invece di incentivare la pratica dello sport in orario extradidattico, extracurricolare, in qualche misura la ostacolano. Su questo si sono fatti dei passi in avanti importanti, c'è una maggiore sensibilità, c'è una maggiore comprensione, però devo dire che registriamo rispetto a altri paesi anche limitrofi all'Italia, basta andare in Croazia, basta andare in Slovenia, tanto per capirci, per incontrare una cultura diversa da questo punto di vista, registriamo dei ritardi che vanno colmati e per colmare questi ritardi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno delle istituzioni, abbiamo bisogno del Panathlon che è presente all'interno delle scuole per diffondere i valori universali dello sport e abbiamo bisogno anche di una sensibilità e di una capacità di recepimento da parte del mondo della scuola, che con qualche difficoltà, qualche passo in avanti lo sta facendo e noi ci auguriamo che sappia fare il passo decisivo per permettere davvero allo sport di diventare protagonista nella vita dei ragazzi e strumento formidabile nella loro crescita anche a scuola. Grazie naturalmente all'assessore Raffaele Speranzon che porterà poi con noi. Piero Ragazzi. Piero Ragazzi vuol far dire due parole anche al dottor Vanin, che è venuto qui in rappresentanza di Sammartini, del presidente della Cassa di Risparmio Giovanni Sammartini, perché dobbiamo tenercelo proprio buono il presidente, perché è uno dei nostri amici sponsor. Il presidente ci tiene sempre a venire alle nostre manifestazioni e soprattutto a San Servolo e soprattutto contribuire allo studente atleta. Vede, in realtà è la Cassa di Risparmio di Venezia che ringrazia il Panathlon Club perché le consente di avere una piccola parte in una festa così bella. Noi, la nostra azienda, il nostro gruppo è conscio che un'azienda delle nostre dimensioni ha un impatto sulla vita sociale che non possiamo trascurare. Allora, al di là della nostra vocazione industriale, riteniamo importante contribuire al benessere, inteso in senso lato, dei cittadini del nostro territorio di riferimento, anche con una piccolissima parte dei risultati della nostra azione. E quindi siamo particolarmente orgogliosi di aiutare gli enti, le associazioni, le realtà come le vostre, che perseguono appunto il benessere dei cittadini del nostro territorio. Mi pare che il binomio sport e giovani da questo punto di vista siano il massimo. Grazie. Bene, allora ringraziamo i nostri ospiti. Consegniamo anche a loro un oggetto ricordo, al dottor Vanin per esporlo in ufficio alla Cassa di Risparmio San Luca qui bene in evidenza e al nostro, adesso diamo a Chiara il tempo di fare avanti e indietro per consegnare al nostro assessore il 32esimo gagliardetto del Panathlon. Esatto, tutti in fila, la generazione. Grazie, prego. Allora, noi, Stefania, cosa tocca? Ancora Claudio? Esatto, noi ci prendiamo un'altra pausa e chiamiamo di nuovo Claudio. Terzo blocco. Ecco, stavolta basta quelli della commissione, ormai li abbiamo visti e conosciuti tutti. Veloci, la commissione dai. ve la risparmiamo. Via le società. Inviterei prima di tutto Renzo De Antonia ad accompagnare questa terza consegna di targhe alle società sportive. Intanto lo vorrei salutare con un applauso perché oggi il CONI provinciale non c'è più, però la tua c'è. Allora, c'è ancora fino al 31 dicembre, poi chissà cosa succederà. Ci ha accompagnato in tantissimi anni Renzo De Antonia, che è ancora tutt'oggi il presidente provinciale, ma adesso fa parte del regionale. Comunque lui ci ha accompagnato, è sempre stato presente alle nostre manifestazioni. Spero siano state interessanti, siano state utili anche per diffondere. Noi ci abbiamo messo del nostro, del Panathlon. Cosa dici? No, non voglio fare un discorso di addio perché sono combattivo, sto ancora combattendo perché questo misfatto non si avveri.
Comunque sicuramente sono stati degli anni bellissimi, io conoscendo gente meravigliosa, tra cui anche quelli del Panathlon. Un applauso per quello che è stato fatto in questi anni a livello provinciale. Terzo blocco, iniziamo con Iades Pallavolo Karate con il vicepresidente Luigino Pancera. A seguire abbiamo la scherma, finalmente la scherma, presidente Sandro Mimmo della DLF Scherma Venezia con la vicepresidente Pucci Sala. Forse Sandro non c'è? Sandro Mimmo non c'è? Bene, è rappresentato alla grande dalla vicepresidente. Per la Lega Navale Italiana sezione di Venezia Andrea Pavanini. E poi abbiamo il calcio, ritorniamo con il calcio, presidente Flavio Rossetto del Venezia Nettuno Lido con alcuni atleti, e ancora il CUS Venezia con il vicepresidente Sergio Zorzi e Antonio Scarpa. E chiudiamo con uno sport che d'inverno riposa. Voi penserete, ma di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di spiaggia, stiamo parlando di mare, stiamo parlando di sole, stiamo parlando di sabbia. È con noi Michele Pitteri, Beach Soccer Venezia 2007. Anche questo è un momento, vedo anche Paolo Marchiò, anche questo è un momento importante perché daremo modo di utilizzare queste targhe, attaccarle proprio, appenderle fuori delle vostre sedi, visto che avete sottoscritto questo accordo, questo accordo molto importante. Allora chiamiamo la nostra biondissima hostess, la nostra Chiara, per consegnare le targhe. Allora iniziamo con Iades Pallavolo, la consegna Renzo Di Antonia, la ritira il vicepresidente Luigino Pancera. Grazie anche a voi che siete venuti qui con i vostri atleti. E qui la tua disciplina, la tua società. E abbiamo Pucci, dov'è? Eccola qui nascosta. Per la DLF Scherma Venezia ritira la targa la vicepresidente Pucci Sala. Andrea Pavanini per la Lega Navale Italiana sezione di Venezia. Abbiamo la Vela che anche quest'anno ci onora della presenza. Io vorrei ricordare, abbiamo 3 ragazzi, 2 ragazze, Giulia Assente e Barbara Busetto, selezionate ai mondiali di 4 eventi, e un ragazzo, Piero Selvadego, selezionato ai mondiali di Optimis. Credo che a memoria non ce ne siano stati altri. Un applauso per questi campioni. Grazie. Per il Venezia Nettuno Lido abbiamo il presidente Flavio Rossetto. Abbiamo già avuto modo di premiare poc'anzi Mattia Collauto per il fair play, visto che è uno dei 3 fondatori della scuola calcio, e questo Nettuno Lido sta facendo veramente bene, sta facendo grandissime cose. Per il CUS Venezia il vicepresidente Sergio Zorzi, quella non è l'uscita, questa è l'entrata. Possiamo consegnare qui ormai una coppia al mio vicepresidente del CONI. Comunque si sono premiati a vicenda, ecco qua. E per concludere con la spiaggia, ecco qui Michele Pitteri per l'AS Venezia 2007. Vi ricordo è la Serie A del beach soccer e sono le 8 squadre migliori che troviamo nel panorama italiano, quindi occhi puntati e riflettori per quest'estate, perché ci sarà la compagine di Venezia. Al presidente, al Renzo De Antonia, vogliamo consegnare il nostro solito portafortuna, perché a questo punto lo possiamo definire. Ma siccome sta facendo la portafortuna, siccome fa la collezione di gagliardetti, questo è quello nuovo, per cui può aggiornare il gagliardetto nuovo, quindi. Grazie presidente. Grazie alle società che hanno sottoscritto con noi i nostri accordi, e vi invito a riprendere posto in platea. Grazie, accompagniamoli con un applauso. Grazie ancora allo sport veneziano, grazie. Mi raccomando, non scappate, tutti qua, e voglio vedervi perché tra poco dobbiamo fare un nuovo record, il maggior numero di persone sul palco del Goldoni per la foto finale. Allora,
Eh sì, caro Luca, sono davvero tanti i nostri premiati. Adesso, mentre loro scendono, io intanto comincio già ad introdurvi alla prossima premiazione. Siamo arrivati al premio Mario Viali, Una vita per lo sport. Ecco, stanno ancora scendendo. Io intanto comincio a dire di prepararsi ai nostri prossimi Sì, ma ospiti. ci siamo già, tanto è qui in prima fila, per cui ci mette un attimo a salire. Al momento del telefono, ma adesso sta già salutando l'interlocutore al telefono, ha detto ciao e quindi è pronto per salire sul palco. Prego Stefania. Esatto, allora invitiamo Davide Giorgi, presidente del comitato provinciale del Comitato Italiano Paraolimpico. E poi... Un applauso, grazie. Comitato Italiano Paralimpico, le grandi emozioni delle Paralimpiadi quest'anno di Londra 2012. E poi abbiamo come testimonial Francesco Bettella, olimpionico di nuoto ai recenti Giochi di Londra. Ed eccolo qua, il nostro grandissimo Francesco, che ci ha regalato grandi emozioni a Londra con queste gare, questa serie, tante gare di nuoto. Prima esperienza paralimpica, com'è andata? Beh, sicuramente bene. Sicuramente una grandissima emozione perché l'Olimpiade è completamente diverso da altre gare come europei e mondiali a cui avevo già partecipato. È diverso perché si respira veramente lo spirito essenziale dello sport, lo vero spirito olimpico. Una importante esperienza, un'esperienza che Francesco ha avuto anche grazie al supporto e al contributo dei soci del Panathlon di Venezia. Tra poco ne parleremo. Davide Giorgi, ne parliamo dopo quando abbiamo presentato il nostro super premio, perché è un'altra grande atleta che ha segnato la storia e lo fa tuttora perché è impegnata in qualità di dirigente, di tecnico. Stefania, raccontiamo il nostro personaggio, il premio Mario Viali, Una vita per lo sport. Esatto Luca, tu hai già svelato che si tratta di un'atleta donna. Dopo una gioventù dedicata all'attività sportiva amatoriale praticando ginnastica artistica e poi ginnastica a corpo libero, il nuoto e il podismo, a seguito di un gravissimo incidente che le è capitato il 21 maggio del 1988, è costretta su una sedia a rotelle perché ha perso l'uso degli arti inferiori. Da quel momento lo sport per lei è diventato ragione di vita, tanto da riuscire a conseguire risultati agonistici di altissimo livello. I suoi successi sono veramente tanti, ve ne cito solo alcuni, i più importanti. Oro ad Atlanta 96 e al contempo anche argento alle Paralimpiadi nella specialità di tiro con l'arco, oro nuovamente alle Paralimpiadi di Sydney e un argento ad Atene. Nell'ultimo periodo però si sta anche cimentando nella canoa, che non è ancora riconosciuto come sport paralimpico, ma che lo sarà dalla prossima edizione, quindi si sta preparando anche in questa nuova disciplina. È con grandissimo piacere che vi annuncio la vincitrice del 27° premio Mario Viali, Una vita per lo sport, che quest'anno va a Sandra Truccolo. Grande, grandissima, immensa Sandra! Questo grande momento, una campionessa, un atleta che ha segnato per anni, ma vuole ancora perché non vuole demordere, perché la prossima Paralimpiade è lì dietro, forse ci si può arrivare, è un giovane alla sua prima esperienza. Davide, abbiamo fatto un bel quadretto oggi, Beh, con esempi così penso che i giovani veramente possano solo andare sul sicuro, anche perché sta crescendo molto il movimento, grazie anche ad esempi come questi, e soprattutto anche nella nostra provincia, in tante discipline. Il CIP ha fatto molto, si sta spargendo in tutte le federazioni, da quest'anno il CIP è presente in tutte le federazioni. Speriamo insomma che Londra inizi veramente un nuovo ciclo, grazie a questi atleti insomma. Ecco, Sandra che ha saputo contribuire tantissimo proprio nella considerazione, nella valorizzazione degli sport praticati dagli atleti. Degli atleti, appunto, perché noi qui abbiamo atleti, persone che si allenano, alcune quotidianamente, e ottengono risultati veramente incredibili. E lo spettacolo che quest'estate abbiamo visto a Londra, penso tutti voi lo possiate condividere, insomma, è stato un bello spettacolo. Allora, consegniamo subito questo splendido premio, un Sant'Odaro, vero? Giusto? Il premio Mario Viali, Una vita per lo sport, è Francesco che lo consegna ufficialmente a Sandra Truccolo.
Permettetemi di ringraziare tutti i componenti della Commissione Premi e Riconoscimenti del Panathlon Club Venezia, vale a dire Alfredo Borsato, Massimiliana Martini, Luciano Menegon, Paolo Minchillo, Giancarlo Paolon, Alberto Scremin, i componenti della Commissione Premi e Riconoscimenti che hanno selezionato e individuato sia i 3 premi Fair Play che il premio Mario Vialli Una vita per lo sport. Sandra, è arrivato il tuo momento. Hai scaldato la voce? Questo è un palco, bisogna cantare? Ti hanno detto che dovevi cantare? Ah, non te l'hanno detto che dovevi cantare oggi, no? Ah no. Ma guarda, nessuno vorrà sentirmi a cantare, già parlare è una voce pessima, figuriamoci. No, mi preoccupo un po' perché è graditissimo questo premio, no? Però è come dire, ormai sei vecchia, vai in pensione. Questi, i premi per la vita, guarda. No, è una vita per lo sport, non la fine della carriera, No, beh, voi lo sapete che ormai mi sono ritirata dall'attività agonistica, insomma, a una certa età bisogna farlo, anche se qualche volta con un pochino di rimpianto, ma insomma, io ho avuto le mie soddisfazioni e adesso vorrei vedere tanti giovani. Basta, i vecchi devono insegnare, trasmettere valori, emozioni, però dobbiamo lasciare un po' di spazio ai giovani e quindi io, ecco, faccio tanto in bocca al lupo ancora a te che sei giovane, avrai ancora tante Paralimpiadi, spero per te da fare, da partecipare. E io credo che le prossime andrò a vederle. E insomma, ho dato. Ho dato. Quindi grazie. Grazie Sandra, e dobbiamo ricordare che va rimarcata quella che è la nostra sensibilità verso queste discipline. Non a caso socio onorario del Panathlon Club Venezia è Oscar Pistorius, che ieri ha compiuto gli anni. Chiamerei però anche l'assessore allo sport di Cavallino Treporti, visto che Sandra arriva da lì, e quindi per consegnare l'omaggio floreale. Poi tornerà su anche per i prossimi premi, ma giustamente non è solo il Comune di Venezia ma anche Cavallino Treporti questa sera, e quindi un bel momento per il consegno dell'omaggio floreale. Questo è anche il momento di consegnare a Francesco la borsa di studio per l'attività di preparazione alle Paralimpiadi di Londra, che è composta dalle donazioni volontarie dei soci del Panathlon Club Venezia che sono state raccolte durante la conviviale del compleanno il 12 giugno scorso. Ed ecco dunque il premio, la borsa di studio, il contributo. Pensate, deve pagarsi da solo la piscina per potersi allenare. I tecnici arrivano da fuori Veneto e lui deve sostenersi le spese per poter avere una corsia della piscina per potersi allenare. E allora da quel momento noi abbiamo deciso di aiutare Francesco in questo sogno che sono state le Paralimpiadi di Londra. Ed è questo il momento, il giorno in cui veramente abbiamo voluto rincontrarti dopo questa esperienza, Francesco. Sì, io vi ringrazio molto perché la prima volta che ci siamo visti alla cena conviviale mi sono sentito subito come... Tra amici. Sì, come... infatti ad adesso siete stati gli unici ad avermi appoggiato concretamente, quindi vi ringrazio tantissimo. Grazie Francesco, che naturalmente... Posso fare una battuta? È stata più brava Cecilia? Sì. Vogliamo dire che è la tua fidanzata? Sì. Cosa ha vinto? Lei ha vinto 2 medaglie d'oro e 2 medaglie di bronzo. Cecilia? Cecilia Camellini. La nostra super sprinter, la fidanzata di Francesco, che ha fatto sognare davvero con questo record assoluto di medaglie e di trionfi. Allora, visto che parliamo di questo, c'è un grande impegno a proposito CIP. Abbiamo anche Betty Pusiol seduta lì, l'ho vista nelle prime file, perché 2014 Venezia Special Olympics. Sì, porteremo qui a Venezia i nazionali Special Olympics, centro storico, come sfida di una Venezia accessibile alla disabilità e allo sport. E noi come Panathlon Club Venezia abbiamo già manifestato tutta la nostra disponibilità a collaborare e a contribuire, e allora passiamo alla consegna anche per il nostro rappresentante Davide Giorgi del Comitato Italiano Paralimpico della provincia di Venezia. Grazie, sappiamo anche che poi i nostri atleti hanno tenuto
meravigliosi, straordinari risultati ai mondiali di nuoto. A Porto Rico, sì, hanno portato a casa 7 medaglie d'oro, 5 di argento e 3 di bronzo. Ecco, si ricorda bene Raffaele Speranzon, perché al Toniolo, alla cerimonia di premiazione, c'è stato un collega, chiamiamolo così tra virgolette, nel senso che i 7 ragazzi sono stati intervistati e premiati direttamente dal patriarca Francesco Moraglia. Grazie a tutti, grazie Davide Giorgi, grazie Zambon e ai componenti della commissione. Maurizio tanto tornerai su tra poco. Sandra e Francesco restano qui dietro le quinte perché poi tra poco torneranno di scena. Ci stiamo avvicinando a passi veloci, ormai la conclusione. Ancora un po' di pazienza, stiamo entrando nel momento clou dei premi. Stefania. Sì, infatti adesso siamo arrivati alla proclamazione dei 4 vincitori tra i 12 che abbiamo visto sul palco prima del 40° premio studente atleta. Quindi invitiamo sul palco il governatore dell'area 1 del Panathlon internazionale Flavio Zampieri. E poi come testimonial, l'abbiamo vista all'inizio, la richiamiamo nuovamente, Erika Zanetti. Grande Erika, grande Flavio, buonasera. Allora, hai visto che teatro, eh? Veramente splendido. Tanto sport, tanti giovani, è veramente un onore essere governatore in questa area, in questo club. Area che ha deciso poi di trasferire la sede ufficialmente a Venezia dallo scorso anno e quindi le attività vengono organizzate nell'ambito dell'area 1 che prevede Veneto, Trentino Alto Adige e Sud Tirol, come vogliono essere pronunciati loro, e noi li chiamiamo Alto Adige più che Sud Tirol. Vabbè, ma fanno parte della nostra famiglia. Comunque confermo che già la prossima settimana, fra 10 giorni, qua c'è la nostra segretaria Adriana Giacomelli, faremo un consiglio dell'area a Venezia, nella nostra sede. Benissimo, perfetto. E allora Stefania, cominciamo con la premiazione con la sezione scuole medie inferiori categoria femminile. Esatto Luca. La premiata ha partecipato al campionato di basket femminile Under 14 e Under 15 con l'Umana Reyer Venezia, risultata vice campione regionale nelle 2 categorie. Ha fatto parte della selezione regionale nel progetto Azzurrina 2011-2012. Ha partecipato al trofeo delle regioni con la squadra Under 15 per il Veneto e ha contribuito a laurearla campionessa d'Italia. È stata selezionata dal settore squadre nazionali femminili per il raduno collegiale della nazionale italiana femminile Under 14. Frequentava nell'anno scolastico di riferimento, che è lo scorso 2011-2012, la terza media all'Istituto Comprensivo Silvio Trentin, Fratelli Cervi di Mestre, e lo scorso anno, a giugno, è stata licenziata con voto 10. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi Alessandra Boccardo. E dunque vince per le scuole medie inferiori categoria femminile Alessandra Boccardo. Prego, eccola qua. Complimenti Erika. Se ti avvicini alla nostra campionessa, Piero sempre in mezzo come Sioba, consegniamo l'attestato di vincitrice. Naturalmente poi all'interno della busta la sostanza, nel senso che c'è la sostanza della borsa, e per la nostra atleta un premio. Io però inviterei anche Federico Bacciolo in rappresentanza dell'Umana Reyer Venezia, partner come sempre di questo premio di studente atleta, e in questo caso gioca in casa perché è un atleta della stessa società, e i premi che vanno anche dell'Umana Reyer Venezia. Federico a fianco a me, grazie. E adesso andiamo a questo punto con la sezione maschile, sempre scuola media inferiore, con la maglia della Pallacanestro Treviso, primo classificato nella 14ª edizione del Memorial Zanatta, massimo torneo Under 14 fra le 24 migliori squadre nazionali, terzo classificato nella finale regionale del Joy the Game, terzo 3 contro 3, secondo classificato nel torneo a 6, non più cap 14, primo classificato nel campionato regionale, quarto assoluto al campionato nazionale Under 14, frequentava la terza all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, da dove è uscito. Vorrei far capire anche Alessandra, 10 cioè questo è il voto con cui sono usciti da scuola nonostante i risultati sportivi. Veneziano di San Polo, Elia Freguia. E allora facciamo consegnare a Erika Zanetti il premio. Ancora la targa, eccolo qua, Erika è lei, ecco qua, vabbè, quasi.
Perfetto. Andiamo avanti, Stefania? Esatto, intanto chiamiamo per premiare la sezione scuola media superiore, invitiamo nuovamente sul palco il campione Moreno Argentin. Eccola là, Moreno. Stava cercando l'angolo più fresco del teatro, nel senso Lui che arriva sempre dal fondo. Sì, perché lì in fondo forse l'aria è un po' più fresca. Eccolo che arriva. Vabbè, intanto cominciamo a chiamare. Con la maglia dell'Umana Reyer Venezia ha ottenuto il primo posto al campionato regionale Under 19 Eccellenza, seconda classificata al campionato nazionale Under 19 Eccellenza, prima classificata al campionato nazionale Serie B Girone D, prima classificata al concentramento promozione A2 nazionale, prima classificata playoff promozione A2, vincitrice Coppa Italia Serie B nazionale. Le viene conferito il premio quale miglior giocatrice giovane. Nel novembre 2011 e nel giugno 2012 partecipa al raduno della nazionale femminile Under 18, frequentava la quarta, adesso la quinta del liceo scientifico Benedetti ed è uscita con una media dell'8,08. È nata a Treviso ma è residente al Lido di Venezia, Giulia Scaramuzza. Giulia ancora al basket a farla da padrone quest'anno. Moreno, peccato, ma non è terra questa di ciclisti. Consegniamo il premio alla nostra Giulia. Ecco, Chiara arriva con il premio per Giulia Scaramuzza. Prego Moreno se vuoi consegnare. Ecco qua, grazie. Prego, eccola là. Allora dobbiamo dire che alle ragazze è stato dato un indumento della linea abbigliamento dell'Umana Reyer Venezia, mentre al nostro, anche se gioca la pallacanestro Treviso, c'è un abbonamento per la Reyer. Ah, non giochi più? No. Io da una settimana mi sono spostato alla Reyer. Non vale, questa è la campagna acquisti? È la campagna acquisti di Federico. Vabbè, allora diciamo subito un plan di giocatori della Reyer e passiamo adesso invece al quarto, quindi categoria della scuola media superiore, categoria maschile. Già tra i 12 selezionati dello scorso anno con la maglia del Venezia Cricket Club ha vinto il campionato nazionale giovanile Under 15, primo classificato nel campionato nazionale torneo giovanile Under 17, primo classificato nel campionato nazionale Under 15, secondo classificato ai campionati europei di Danimarca, torneo giovanile Under 17, frequentava la scuola la seconda all'Istituto Luzzati di Mestre, da dove è uscito con la media del 7,85%. È nato a Kishoregoni, Bangladesh e da anni risiede a Mestre. Ali Afishal. Federico, visto che stavolta non è un cestista, ti diamo l'onore di consegnare tu il premio a un giocatore del cricket, questa disciplina sportiva che davvero si è imposta con grande determinazione tra gli sport, tantissimi giovani che partecipano all'attività del Venezia Cricket che si svolge a Marghera. E quindi, signore e signori, questi sono i 4 vincitori e resteranno naturalmente, sarà un onore perché è la 40ª edizione del premio studente atleta, i 4 vincitori. Ancora un applauso. Se ci portiamo un po' più avanti, grazie, facciamo una bella foto un po' più stretti, ecco, un po' più vicini. Federico, grazie se ti avvicini, Moreno anche, benissimo. E noi consegniamo anche il premio di 250 euro alla scuola che ha inviato il maggior numero di segnalazioni, che quest'anno è l'Istituto Comprensivo San Girolamo, scuola San Sovino. Abbiamo il professore Professor Vedrani, prego, eccolo qua. Sarà contento il tesoriere della scuola. Il preside con 250 euro che vanno alla scuola come ai vincitori del premio studente atleta, anche alla scuola che ha inviato il maggior numero, ha inviato 11 domande per gli atleti. La busta è di là. A posto? Foto di gruppo? Benissimo, grazie e complimenti ancora a tutti. Non uscite di qua, porta chiusa. Luca, noi passiamo nuovamente il microfono a Claudio.
Sì, siamo alle battute conclusive. Eccomi Claudio, qua. Sì, velocemente sono in conclusione. l'ultimo gruppo. Ultimo gruppo, andiamo in isola, andiamo a Pellestrina con l'Unione Sportiva Dilettantistica Pellestrina 1911, rappresentata dal suo presidente Teresino Vianello con i suoi atleti. A seguire l'Associazione Canottieri Giudecca con il presidente Pietro Fabris e poi la compagnia Arcieri del Leon. Ritorniamo al Lido con mi sembra Garuti Massimo, sì, perché Antonella Ballarin, la presidente, è fuori a un impegno, è fuori città. E poi abbiamo la compagnia della vela rappresentata dal nostro amico e panatleta Corrado Scrascia, la pallacanestro Virtus Lido, che spero sia qui tra noi, e per concludere Venezia Verticale con il presidente Paolo Gervasutti. Allora, non vedo né la pallacanestro Virtus, abbiamo cercato di inviare più di qualche mail, messaggi, sms, ma vedo che non è stata ricevuta la... Oh sì. No, Allora. Venezia Verticale, una grande Venezia Verticale, no, parlavo del sì. pallacanestro Virtus Lido, ci dispiace questo, ed ecco la Venezia Verticale. Chiamiamo per concludere questa nostra, forse è andato via, volevamo l'assessore Ferrazzi, è andato via e purtroppo stiamo dilungando. Allora ti faccio io la sorpresa, sì, fammi la perché sorpresa. è anche lui un nostro grandissimo socio, è una persona che conta, è una persona che ci aiuta sempre nelle nostre iniziative, lui può. Marco Agostini! Ecco qui, direttore generale del Comune di Venezia, consigliere di amministrazione del Casino Municipale SPA, Marco Agostini panatleta, Marco Agostini atleta, Marco Agostini dirigente, Marco Agostini arbitro, basta. Ci fermiamo qui, ecco. Abbiamo detto tutto, iniziamo appunto con... direi subito con il calcio, anche se non andiamo molto d'accordo, ma non importa, appunto. Pensa, io sono diventato vicepresidente di una squadra di calcio, che di calcio, ecco. Allora, il presidente Teresino Vianello, consegniamo la targa a Marco Agostini. Dove sono le targhe? Ecco qui, l'Unione Sportiva Dilettantistica Venezia Pellestrina 1911, chiedo scusa, con i suoi atleti. Poi abbiamo il presidente Pietro Fabris per l'associazione Canottieri Giudecca, viene consegnata la targa dal cavaliere Marco Agostini, e per gli arcieri abbiamo la compagnia Arcieri del Leon con Massimo Garutti che rappresenta la nostra Antonella Ballarin. E poi Corrado Scrascia ritira questa targa per la compagnia in rappresentanza. Come? No, la targa è per il suo presidente. Forse è meglio, lo vede prima lei, dottor Agostini, era per la compagnia della vela. Pallacanestro Virtus Lido non pervenuta, come si suol dire, e Associazione Venezia Verticale con Paolo Gervasutti e i suoi atleti. Viene consegnata la targa, ringraziamo Paolo per quello che sta facendo. Io volevo ringraziare in questo momento, visto che facciamo la foto, in questo momento volevo ringraziare, siamo in conclusione delle consegne delle targhe per queste società che hanno diffuso e stanno diffondendo i nostri principi panatletici. 2 di loro, come ho detto prima, saranno protagoniste per diffondere il fair play. Domenica 2 dicembre a Murano ci saranno anche i rappresentanti del Panathlon, perché la manifestazione si chiama Esportiamo solidarietà e fair play per i ragazzi della Sierra Leone. Dunque tutti a Murano a portare indumenti, scarpe dismesse, insomma qualcosa che può far felice sicuramente la popolazione, i giovani e i bambini della Sierra Leone. Grazie ancora a tutti, grazie per la vostra partecipazione, di essere venuti con i vostri atleti, e qui si conclude questa parte dedicata alla consegna delle targhe per la commissione
Osservatorio Pratica Sportiva. Lasciami soltanto un secondo, volevo ringraziare i componenti. Spegnetelo, spegnetelo. Chi è? Sai, siccome era da tanto tempo che non mi sono caricato molto bene. Vai. Era dal 1975 che con la radio, perché se non lo sapete, la prima radio a Venezia sono stato uno dei fondatori, si chiamava Radio Venezia International. Ecco, tanto per dirla tutta. Comunque grazie ai componenti. Un ringraziamento particolare va a Marco Agostini, che è nostro socio ma è il direttore generale del Comune di Venezia. Allora, a Marco Agostini dobbiamo dire solo una cosa, che il prossimo anno desideriamo avere questo teatro un'altra volta. Il 15 novembre, glielo diciamo già adesso, così lo sa e lo può già prenotare Sicuramente. Come? Sicuramente. Siete tutti testimoni. Vabbè, grazie Marco, non serve dare Gagliardetto il premio Grazie, perché naturalmente dottor come panatleta. Bene, vi lascio, vi ringrazio, un saluto a tutti. Allora, alla fermi prossima. tutti perché adesso è il momento. No, guai chi esce, fermi là, perché è il momento delle Panatliadi, Dovete vedere questo video, ragazzi, è un filmato velocissimo, bellissimo. Vi facciamo rivedere cosa è successo il 6 di ottobre all'isola di San Servolo. Ringraziamo naturalmente la provincia di Venezia che ha naturalmente in gestione l'isola di San Servolo, la San Servolo Servizi che gestisce l'isola di San Servolo, ma soprattutto l'emozione di questo filmato. Vai! È l'accensione del tripode, ma lo spirito è altrettanto nobile quello di far sfidare ragazze e ragazzi rappresentanti le proprie scuole in 10 giochi sport, valorizzando lo spirito di squadra e la lealtà sportiva. Si tratta delle Panatliadi, organizzate presso il centro sportivo dell'isola di San Servolo dal Panathlon Club Venezia. Queste sono tra le iniziative più belle che si possono fare. I ragazzi ricorderanno la scuola nelle aule, ma soprattutto queste cose qua segneranno tutta la loro vita, e non è un progetto parallelo alla scuola, ma è quintessenziale la scuola, perché la scuola insegna, educa a vivere bene, a relazionarsi bene, a essere felici con gli altri, e lo sport è un potentissimo strumento. 10 le scuole del centro storico e isole lagunari in gara, alle quali quest'anno si è aggiunta una media di Chioggia, una manifestazione giunta alla 4ª edizione che a breve potrebbe essere estesa ad altre città. Il Club di Venezia ha iniziato un percorso importante e spero che possa essere esportato con lo stesso, magari anche con qualche differenza, ma con lo spirito anche nelle altre realtà della nostra area. Una scuola vince, le altre sono tutte seconde e l'edizione 2012 è andata ancora una volta a Cavallino Treporti, già vincitrice nel 2011. Colpi al basket. Benissimo, benissimo. E calcio, adesso come calcio per pausa. Perfetto, ok.
Io non vedo la squadra rossa, per cui attendo notizie, cambio. Ognuno fa un pezzo di questo percorso. 3, 2, 1, via! Vivarini al rugby. Venite qua! To society, baby. The police wanna relocate me. They running with gunner, but they can't fake me. They wanted to come up, but they ain't crazy. I ride one in the on top. 6 tray Chevrolet rolling without no top. Got them hydraulics is dumping and making it drop. California to Virginia to me making it hot. Taking long rides in a G4 plane. X-Men to the stage, got them going insane. Otto, 9, 3. Riccardo della Lecontri di Chioggia, Cristian, poi Carpaccio. Enrico! Lorenzo, Gioia, Alessandro, Giulia, Tommaso, Arianna, Riccardo, Chiara e Selva!
Roberto, Renata, Maurizia, Umberto, Carlo, Antonella, Aurelio, Giovanna, Claudio, Gianfranco chiamato Ezio, Gianni, Gianfranco, Luca, Ginetto e Piero ragazzi! E abbiamo dunque rivissuto questa splendida esperienza, le emozioni delle Panatliadi. Vorrei, adesso vi chiedo un campo largo, devi fare un campo largo di tutto il palco, perché vogliamo chiamare colui che, come sempre, da 3 anni ormai realizza le immagini, il montaggio, ci racconta queste emozioni, Francesco Costantini. È una volta tanto che su qualche immagine, su qualche ripresa ci sei anche tu, Francesco. Grazie, grazie, ancora una volta ha saputo raccontare questa splendida giornata, farci rivivere queste emozioni. Grazie, naturalmente. Emozionato? È emozionatissimo. Diciamo che gli spunti erano talmente tanti che era difficile non poter fare un qualcosa di eccitante, insomma. Grazie ai ragazzi e chi era dietro le quinte, insomma, che lavorava. Grazie Francesco, ancora una volta. Torna alla telecamera, perché noi, avete visto, abbiamo avuto un momento in cui c'erano tutti questi ragazzi che fotografavano. Stefania, ha visto che tutte queste macchinette. Esatto, allora parliamo ora del concorso Photograph le Panatliadi, l'abbiamo visto anche nel filmato. Chiamiamo intanto sul palco l'assessore allo sport del comune di Cavallino Treporti, Maurizio Orazio, e il presidente del Panathlon International Giacomo Santini. Ringraziamo poi per la partecipazione Antonio Labranca e Giulia Del Negro. E cominciamo a leggere il podio, un podio tutto rosa per questa maratona fotografica. Partiamo dalla terza classificata, Linda Zamengo della scuola media Foscarini. Linda Zamengo, dunque, eccola là in fondo, un applauso, brava, veloce di corsa. Seconda classificata. Aspetta, perché naturalmente mostriamo anche lo scatto. Stefania, facciamo vedere Stefano Cazzaro dalla regia. Questo è il momento, la nostra giuria ha scelto questo attimo proprio perché raffigura un momento della dinamicità della manifestazione nel contesto dell'isola di San Servolo. Terzo posto dunque Linda Zamengo, grazie, vieni qua vicino a me, resta pure qua. Chiamiamo la seconda classificata Angelica Lobue della scuola media Morosini. Ecco Angelica che arriva, che lei con la maglietta delle Panatliadi ancora addosso dal 6 di ottobre, spero di no, Eccola qua, seconda classificata, guardate questa splendida, dov'era? L'assessore Ferrazzi è andato via, ma gli amici del basket, questa splendida immagine, questo controsole, questo scatto, il momento dunque di bloccare questo momento. Andiamo. La prima classificata della scuola Giovanni Paolo I, Carolina Tiozzo.
E leggiamo dunque, anche la motivazione che ha portato alla premiazione per questo scatto che adesso vedremo. Vediamo lo scatto, eccolo qua. Eccolo qua, la motivazione per la dinamicità dello scatto costruito attorno ai compagni, interpretando personalmente lo spirito della manifestazione. Complimenti davvero Carolina Tiozzo. Prima classificata dunque al concorso fotografa alle Panatliadi. Hanno preferito scattare le foto che mettersi a cimentare le imprese sportive nelle discipline, ma il prossimo anno invece vi vogliamo anche gareggiare. Grazie, un bel applauso alle nostre 3 protagoniste, le finaliste del concorso fotografico. E allora noi chiamiamo anche Omar Ferro della Jalos Vetterie Ferro Murano sul palco, grazie, perché adesso è il momento di premiare coloro che hanno collaborato con grande spirito, con dinamicità nel portare queste 10 scuole alla premiazione, alla manifestazione di San Servolo. Comincerei dunque per la scuola Vivarini Murano, Lucia Mauro. E poi per la scuola Galuppi Burano, Michela Vuolo. Un applauso agli insegnanti che hanno dedicato la giornata, hanno selezionato tra i propri studenti delle seconde e delle terze gli atleti, portandoli poi a questa manifestazione. Andiamo avanti, Dante Alighieri, Maria Luisa Ruggeri. Calvi San Provolo, Paola D'Attanasio. Oh, più forte sti applausi, vi siete un po' spenti, Oh là. E adesso andiamo con la Giovanni Paolo I, Claudio Torresan di Corsa. Per la San Girolamo Sansovino, Stefano Vedrani. Che facciamo tornare sul palco dopo aver incassato. E allora tocca a me per la scuola media Foscarini Lucio Fantini. E ancora per l'istituto Morosini Giuseppe Bellinaso. Che l'abbiamo visto anche protagonista del video. A proposito, da domani il video lo trovate su YouTube, sarà pubblicato già questa sera. Da domani chi vuole rivedere il video delle Panatliadi lo trovate su YouTube. E siamo alla scuola Vettor Pisani del Lido, Vito Fioravante. E chiudiamo le premiazioni agli insegnanti con il Carpaccio di Cavallino Treporti, Salvatore Lazzaro. Come avete visto abbiamo consegnato sia l'omaggio a, ecco, manca ancora la Dante Alighieri. Carpaccio è qua. Ecco, se intanto gentilmente assessore vi spostate un po' più in qua così scorrete in avanti di qua. Grazie, grazie professori, grazie. Tutti i premiati hanno ricevuto ovviamente oltre al premio personale anche l'attestato alla scuola che ha preso parte per l'appunto a questa manifestazione sportiva. Ecco qua, siamo ormai alle battute finali dopo 2 ore. Adesso i premiati saliranno nuovamente sul palco per la foto finale. Avevamo detto 7:30, guardate 7:27, per cui 3 minuti e siamo con la conclusione di questa nostra giornata. C'è un'ultima premiazione. Ma lo so, ma difatti guardali che sono lì. Sono già tutti pronti. Siete pronti? Non sento, siete pronti? Sì. Sono stanchi. Vi abbiamo visti, ma voi sapete che anche l'altro anno voi siete la chiusura di questa splendida giornata, di questa cerimonia, i più belli e i più bravi. Ed ora a vincere dunque l'edizione 2012 delle Panatliadi, l'Istituto Comprensivo Daniele Manin, Scuola Media Carpaccio Cavallino Treporti. Sandra, tuoi conterranei, Ovviamente Sandra è anche l'assessore, lo vedo applaudire ma contento. Ecco, guarda, abbiamo la targa che poi rimane
alla scuola per la vittoria di questa edizione 2012, professore. E invece la coppa è itinerante, come avete visto ci sono scritte le varie edizioni: 2010 Vettor Pisani, 2011 Carpaccio Cavallino Treporti, 2012 Carpaccio Cavallino Treporti. E allora è il momento di consegnare la coppa alla scuola vincitrice delle Panatliadi 2012. Un applauso! Vai Francesco, eccolo qua. Sì, consegniamo anche la targa alla scuola. Aspetta un attimo che alzano questa. 3, 2, 1, evviva! Allora, a tutte le scuole abbiamo consegnato anche il DVD. Allora, attenzione, permesso. Sei rivisto sul video? Sì, certo. Che impressione. Bellissimo. Il video, naturalmente. Come sempre molto bello, grazie. Professore, è stata ancora una bellissima giornata. Certo, come sempre. Aiutati anche dal tempo. Giornata all'inizio con la nebbia, poi Splendida giornata in tutti i sensi. ragazzi sempre che si diverte. Certo. Purché saltare scuola, è così, no Stefano? Beh sì, basta saltare scuola e sono contenti. No, ma ci sono divertiti tantissimo, sta veramente prendendo piede questa cosa con molta passione per tutti. Allora avviso già, perché il Presidente ci tiene sempre, 5 ottobre 2013, così sapete già la data. No, dipende da cosa? Dall'assessore? Dipende, se non passa il comune. No, scherzo, era una battutaggio. Paola, allora, ancora una giornata tua dalla prima edizione. Sono molto contenta e così spero i miei alunni e spero che siano sempre più entusiasti nel partecipare a queste manifestazioni, perché rappresentare la propria scuola è solo che un onore e penso che sia una cosa molto positiva per tutte le scuole. Professoressa Ruggeri, prima esperienza invece per lei, se non sbaglio. Ah no! Ho saltato l'edizione dello scorso anno, però ho partecipato alla prima manifestazione. Comunque è sempre una bellissima iniziativa, i ragazzi si divertono e sono felicissimi di partecipare. Se mi permettete vorrei invitare i bambini che... Sì, invitiamo anche quelli che ci sono sicuramente, sì, delle altre scuole. Forza su ragazzi, ecco qua che facciamo questa bella foto con i vostri compagni. Guarda, bravissimi, hanno messo anche loro le magliette della manifestazione della Calvi San Provolo, eccoli qua con la maglietta azzurra, la maglietta gialla della Vivarini, bravi, bravissimi, eccoli qua, mischiati con loro, facciamo quest'ultima foto, poi chiamiamo su anche gli altri premiati e ci salutiamo tutti, bravi qua, eccoli qua, ancora un ultimo applauso ai protagonisti delle Panatliadi 2012. Si dice una volta non c'è due senza tre. Speriamo di ripeterci anche l'anno prossimo. Eccomi qua, permesso. Due ringraziamenti. Non ricordo il nome della Chiara. Due ringraziamenti. Allora, intanto chiamiamo la nostra hostess Chiara. Grazie per essere stata con noi. Anche per te un omaggio e un omaggio floreale. E poi questo lascialo fare a me. Alla mia collega che mi ha accompagnato in questo pomeriggio, Stefania Bolzan. Grazie, io ringrazio tutti voi per avermi invitata, ringrazio il Panathlon Club Venezia per questo invito che ho accettato molto volentieri. Ma non ti preoccupare, già prenotata per il prossimo anno. Quindi devo segnare anch'io in agenda. 15 novembre. Sei stata attenta prima. Sono stata attentissima. 15 novembre. Va bene? Allora devo fare un regalo. Ah, glielo do io. Ecco. Glielo do io. Col bacio. Scusa, è un rifiuto che mi do. Ecco. Allora, gentilmente, con questa scenografia dei nostri ragazzi, Mattia Colauto che ha atteso fino adesso, Colauto, ogni volta teciamo in un modo diverso. Mattia, grazie, su sul palco.
Poi dove sono gli altri premiati? Alberto Sonino mi pare sia andato via. Moreno Argentin, nostro testimonial. Erika Zanetti, nostra testimonial sul palco. Giampaolo Montavoci, Dodo Gorla, Davide Giorgi, grazie. Flavio Zampieri, ringraziamo naturalmente gli amici anche degli altri Panathlon Club, principalmente il Panathlon Club Padova che è gemellato con noi e non poteva mancare, il presidente del Torchio che tra poco sarà anche con noi più a tardi in giornata, Moreno, Erika, le nostre due pattinatrici, guardate che amicizia è nata tra queste due atlete, eccoci qua. L'unica cosa, quelli con i premi, con le targhe, Mattia, ecco qua. Bene, siamo al momento della foto finale. Atleti, ragazzi, dai, tutti quelli che ci state, tutti quelli che ci stanno sul palco, via, battiamo il record. Spero sia collaudato, che non finiamo su scherzi a parte che sprofonda il palco. Mi raccomando, davanti soprattutto, ecco, alto quel premio, sulle targhe, chi ha i targhe, premi. Mattia, l'hai già venduta? Chi ce l'ha? Sono andati via con la targa? Nessun problema. No, va bene, va bene. Sì, allora guarda, sedetevi qua giù voi, qua, seduti qua, bravi. Via giù seduti. Allora su questa immagine, signore e signori, Cala e Sipario sul Venice Panathlon Day 2012 e come vedete dallo schermo, arrivederci al 2013. Grazie. Grazie a Claudio Bonamano e grazie a tutti voi che pazientemente siete rimasti fino alla fine.